Ben ritrovati dalla redazione. C'era un possibile piano dell'Isisturgo per uccidere Papa Francesco a Trieste un anno fa. Un possibile progetto di attentato contro il Sommo Pontefice, così si legge nei carteggi di indagine riferiti agli accertamenti di intelligence sulla pistola scoperta il giorno prima della sua visita nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, avvenuta domenica 7 luglio 2024 in occasione della chiusura della 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia. L'Interpol ha arrestato in Olanda uno dei sospettati, un cittadino turco. Si chiama Hasan Uzun e ha 46 anni, ora è detenuto in carcere a Trieste. Rendere gratuita la tratta Lisert Villesse ai camion per consentire ai mezzi pesanti dirotati sul valico di Fernetti della H4 Rarsdorto Nova Gorizia di usufruire comunque dei servizi offerti dall'autoporto SDAG di Gorizia. All'attenzione della Giunta Federica la delibera che darà disco verde all'accordo tra Regione Autostrade Alto Adriatico per eliminare il pedaggio ai camion che usciranno a Villesse e imboccheranno la A34 per raggiungere la struttura doganale isontina. Come era ampiamente stato pronosticato sin dal principio, la chiusura della superstrada slovena ai mezzi pesanti ha avuto ripercussioni sull'autoporto goriziano che rischia il collasso. Se alla barriera dell'Isert del giorno dell'inizio dei lavori lungo la A4 sono stati calcolati in media 5.000 ingressi in più ogni giorno rispetto al 2024, parallelamente al casello di Villesse se ne sono registrati circa 5.000 in meno. Grave incidente lungo la tangenziale di Mariano del Friuli in direzione Cormons. L'impatto fra due vetture che sono entrate in collisione frontalmente. Immediati sono scattati i soccorsi con l'arrivo in loco, oltre che di una gazzella dei militari dell'Arma, dei vigili del fuoco giunti da Gorizia, di ambulanza e di un'automedica della Croce Verde goriziana. La dinamica al vaglio, ma secondo una prima ricostruzione pare che l'impatto sia avvenuto a causa di un sorpasso azzardato e la peggio l'ha avuta proprio l'autore della manovra, che ha rimediato ferite gravi al torace. È stato firmato l'accordo tra Siot e Ocean per un nuovo capitolo della collaborazione che da oltre 12 anni garantisce la salvaguardia del mare al terminale marino, una partnership strategica che sarà rafforzata dall'integrazione di 2 droni marini all'avanguardia, i modelli Yadis Mos Plus e Jellyfish Bot Expert, che rappresentano un significativo investimento di Ocean a favore della sicurezza e della protezione ambientale del porto di Trieste. Sono stati illustrati dall'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder i lavori di riqualificazione del parcheggio del Ferdinandeo a Trieste, gli interventi di migrazione degli effetti dei cambiamenti climatici sul versante nord-est del boschetto Farneto al fine di adeguare e migliorare i sistemi di raccolta delle acque piovane che si riversano nel Rio Farneto e Rio Grande attraverso la realizzazione di una vasca da riutilizzare ai fini dell'irrigazione delle aree verdi con la contestuale riqualificazione del parcheggio prossimo all'incrocio tra via di Chiadino e via De Marchesetti, rientrano nel programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano del Ministero della Transizione Ecologica. Il Comune di Trieste ha ottenuto un finanziamento di circa 780.000 euro dall'allora Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per la realizzazione di interventi di adattamento ai cambiamenti climatici. Ed ora la linea passa alla redazione di Trieste News. Una scoperta rivoluzionaria arriva da Trieste e potrebbe cambiare la nostra comprensione del cuore della Terra. Il silicio, noto a tutti per il suo impiego nell'elettronica, sarebbe in grado, allo stato naturale, di rallentare le onde sismiche nel nucleo interno del pianeta. A dirlo è una ricerca pubblicata su Nature Communication e firmata dai ricercatori Zili e Sandro Scandolo del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam, ICTP di Trieste. Per la prima volta lo studio ha considerato il ruolo degli elementi leggeri, come il silicio, in un ambiente estremo dove, a oltre 5.000 km di profondità, con temperature superiori ai 6.000 gradi e una pressione oltre 3 milioni di volte quella atmosferica, la materia si comporta in modo del tutto inedito.
Grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale e all'accesso privilegiato al supercomputer Leonardo, uno dei più veloci al mondo, i ricercatori hanno simulato le condizioni del nucleo terrestre. Il risultato? Il silicio stabilizza la lega ferrosa in una struttura cubica, rallentando così la propagazione delle onde sismiche. Un dato che potrebbe spiegare il comportamento anomalo di quelle onde registrate nel nucleo interno della Terra e che finora erano rimaste senza risposta. Una nuova frontiera per la geofisica nata proprio nel cuore scientifico di Trieste. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. In mattinata ancora cielo variabile, una pausa senza ulteriori temporali, anche se a Trieste rimane la possibilità. Temporali sparsi invece riprenderanno in giornata, specie dal pomeriggio e poi la sera. Qualche temporale potrà essere anche particolarmente forte. Temperature massime in pianura fra 23 e 25, sulla costa fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.